Banche Venete, nuovo corteo di auto a rilento per protestare contro il decreto del governo. La marcia oggi degli azionisti da Castelfranco Veneto alla sede di BPV a Vicenza. Caos migranti, sicuramente i responsabili ci sono. Il commento del presidente Zaia sulla nostra proposta di includere governo e parlamentari tra i perseguibili di favoreggiamento. Anche una coppia veneta nell'inferno del sisma di magnitudo 6.7 che ha sconvolto nella notte Grecia e Turchia. 2 morti, centinaia di feriti, il racconto di quelle ore orribili. Quindicenne della Bassa Padovana accusa il parroco di averlo molestato, il sacerdote a processo. A settembre la decisione del giudice, nel frattempo il prelato è stato sospeso. Neonato muore all'ospedale San Martino di Belluno, equip di medici e ostetrici indagati per omicidio colposo, stamani l'autopsia sul corpicino della vittima. Scontri a Padova, il centro sociale Pedro ribadisce che il sindaco era stato informato in anticipo dei pericoli. InnoGlobal danno la versione dei fatti in una sala del municipio concessa per l'occasione. Tenta di togliersi la vita gettandosi addosso ad un'auto in corsa e dopo un mese riceve a casa la multa di 43 euro perché era passata senza servirsi dell'apposito attraversamento. È guerra aperta tra comune di Bassano del Grappa e Frati Cappuccini causa del contendere la bolletta dei rifiuti. I sacerdoti contestano gli importi a suon di ricorsi. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, il telegiornale del Veneto, e cominciamo dunque con le immagini appena giunte in redazione perché il lungo corteo è ancora in corso nell'arrivo in serata a Vicenza, ma sono partiti da Castelfranco la marcia degli azionisti in protesta contro il decreto del governo sulle banche. Un lungo corteo di auto a 20 all'ora da Castelfranco a Vicenza, statale rallentata, clacson e striscioni, gli altri in strada si mettono in coda, impossibile non calarsi nei panni dei risparmiatori delle banche venete beffati da Popolare di Vicenza e Veneto Banca. 2 giorni fa il blocco della circolazione di Vedelago, oggi la lunga processione di vetture verso Vicenza, destinazione la sede centrale della Popolare. Stiamo facendo quello che abbiamo promesso, è già da tempo che le stiamo facendo, comunque il bello deve ancora avvenire perché adesso bloccheremo le ferrovie, le autostrade, e là sarà una cosa che fermeremo sia quelli del nord che quelli del sud. Noi invochiamo tutto il popolo che vuole aderire al nostro di onore e di giustizia di unirci a noi. Una promessa che i manifestanti stanno mantenendo, quella di un'estate calda, anzi caldissima. Noi chiediamo un incontro col governo, che ci siano dei dirigenti che possono decidere, perché dobbiamo avere un'apertura, perché non è giusto che un popolo sta soffrendo perché è connivente dei poteri finanziari nazionali e internazionali della finanza. Qui c'è un popolo veneto che sta gridando vendetta e non può più continuare a subire una aggressione dalla politica. Così l'on-board intervista, come avete visto, del nostro Francesco Cerone. Ora lo sfogo del procuratore capo di Treviso, Michele Dalla Costa. L'organico della procura è al Lumicino e i tempi delle indagini, compresa quella su Veneto Bank, sono destinati ad allungarsi. Non c'è la volontà di far funzionare il sistema giustizia. Nuovo grido d'aiuto della Procura della Repubblica di Treviso al Ministero, organico all'osso, tempi delle indagini rallentati, una missiva del procuratore Michele Dalla Costa a maggio, una seconda ieri che si è incrociata beffa delle beffe con una lettera da Roma che annunciava l'ennesimo trasferimento. Se tra i magistrati un terzo dei posti attualmente scoperto, anche tra gli amministrativi è emergenza. 50 i posti previsti, 35 quelli coperti, un numero destinato a calare ancora. Senta, com'è la situazione, come la definirebbe?
Pesante, nel senso che, come ho sempre detto, noi faremo quello che siamo in grado di fare. Sicuramente questo comporterà un rallentamento e anche una demotivazione nella gente che lavora all'interno degli uffici, questo è inevitabile e di questo la gente deve essere, secondo me, perfettamente consapevole. Più i cittadini chiedono giustizia e più lo Stato centrale taglia risorse a chi dovrebbe garantirla. Il magistrato promesso per dar manforte alla procura nell'inchiesta Veneto Banca ancora non si è visto. Finora di magistrati non abbiamo ancora nessuno, il magistrato se ne occupa, è stato parzialmente esonerato dal carico di lavoro ordinario, abbiamo per fortuna una buona collaborazione del comando provinciale della Guardia di Finanza che ha dato dei militari in grado di aiutare il magistrato a valutare le denunce che sono pervenute e quindi noi facciamo quello che possiamo fare. Noi andiamo avanti, prosegue Dalla Costa, la procura è come il pronto soccorso, curiamo tutti, ma i tempi in cui questo può avvenire sono sempre più un'incognita. Nel frattempo rincara, il Parlamento sforna leggi senza preoccuparsi dell'apparato che deve applicarle. È scoraggiato dopo questi anni di carriera, che idea si è fatto? Scoraggiato no, un po' avvilito sì, perché ho visto che tutto sommato le cose sono andate peggiorando nel tempo. Così lo sfogo, avete sentito, del procuratore capo. Intanto, sulla proposta lanciata dal nostro direttore Luigi Bacialli, che ne pensate? Perseguire o siano perseguibili o meno anche membri di governo e parlamentari per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina? Interviene anche il governatore Luca Zaia. Sentiamo che ne pensa. Guardi, è stuzzicante questa proposta che fate. Certo è che se togliamo le azioni fatte da pasticcioni e da distratti, sicuramente poi in maniera magari meno importante troviamo anche qualcuno che l'ha fatto anche maldestramente e non in buona fede. Ovvio è che noi siamo letteralmente invasi oltre 200.000 migranti, 8 dei quali di questi 200.000 che arrivano ogni anno non sono profughi, 8 su 10 non sono profughi. E soprattutto ci preoccupiamo del fatto che dei 200.000 non sappiamo nulla nel momento in cui arrivano, non sappiamo nome, cognome, la storia personale e passano mesi prima di capire se davanti hai un volontario della Croce Rossa di qualche paese africano o un emerito delinquente che andava in giro ad ammazzare persone. Noi questo non ce lo possiamo permettere, soprattutto in Italia dove andare in galera bisogna mettersi d'impegno. Così Zaia, sentiamo però i trevigiani, oggi ne abbiamo sentiti alcuni per strada, vediamo. Sì, è giusto, perché devono capire che fino a un certo punto si può, ma oltre stiamo esagerando, e capire soprattutto di aiutare chi veramente ha bisogno. Fosse ora che i politici siano veramente puniti per ciò che combinano. Dovrebbero vergognarci solo e basta. Tutti a Roma. Potrebbe essere un'idea validissima, con tutti i soldi che si prendono le loro responsabilità, ma dovrebbero essere anche un po' più consapevoli di tutta questa gente che entra, di controllarli maggiormente e loro, se fossero sanzionati, starebbero più attenti. Certo, anche di più forse. Ho delle incertezze, certo so che ormai bisogna chiudere l'immigrazione. Per me è da chiudere, perché gli italiani sono stanchi. Sia da un punto di vista giuridico, di diritto, ci sono delle difficoltà e gli esperti, cioè i giuristi, sono in grado di decidere in sì o no. Penalmente non credo che ci sia una grossa confusione, sì, e che la soluzione sia facile, no, assolutamente no. Anche io sono straniera, vengo dalla Polonia, però comunque direi che ci troviamo a disagio con delle persone che arrivano adesso delle immigrazioni. Non sono sanzionabili per le loro opinioni o per le leggi che fanno. Il punto è che non è governato. Dovrebbe essere governato. Ora il sisma di magnitudo 6.7 tra Grecia e Turchia questa notte, l'incubo per un mini tsunami. Sapete che ci sono state 2 vittime tra i turisti a Kos, centinaia di feriti. In quell'inferno anche una coppia di trevigiani. Ecco ad Antena 3 il loro racconto. Questa notte, più o meno verso l'1:30, io ho sentito un gran boato. In realtà il mio ragazzo stava ancora dormendo. Ho sentito un boato e contestualmente il letto ha cominciato a tremare, quindi io mi sono alzata di corsa, ho cercato di capire cosa succedeva. Sembrava come se
come se un Boeing si fosse schiantato in giardino. No, non era un aereo caduto dal cielo. Il boato veniva dalle viscere della terra e del mare. Il boato di un terremoto che ha provocato uno tsunami e che ha seminato morte e distruzione nel mare Egeo, tra quelle isole meta di tanti turisti affascinati dalla storia millenaria. Turisti come Barbara Sottana e Fabio Pattaro, fidanzati trentenni, lei impiegata di Tre Baseleghe, lui pizzaiolo di Quinto, dove abitano. Una vacanza iniziata sabato scorso sull'isola di Kos per rilassarsi e finita nella paura. Quel boato e tutto trema. Siamo usciti e c'era tutto il resto degli ospiti dell'hotel fuori attorno alla piscina, quindi distanti dagli edifici. E poi ci sono state altre scosse di assestamento, siamo stati fuori per circa un'oretta e mezza, 2 ore. Magnitudo 6.7, 2 turisti morti, uno svedese e un turco, centinaia di feriti. Proprio oggi Barbara e Fabio dovevano andare in gita a Bodrum, epicentro del sisma. Invece, salvi per miracolo nel loro hotel, si sono ritrovati a vagare per paesi distrutti. Strade diverse, negozi allagati, perché poi dopo il terremoto c'è stato uno tsunami, sono gli edifici storici che sono crollati principalmente. Quindi ieri guardavamo questi siti archeologici con questi pilastri, oggi i pilastri sono completamente a terra. Nelle prossime ore il ritorno a casa dai familiari in ansia, un addio a Kos con una sensazione nel cuore. Di quanto inaspettati siano certi eventi, finché poi te ne rendi conto quando li vivi. Ed è finita in tribunale la vicenda di un ragazzino di 15 anni della Bassa Padovana che sarebbe stato molestato dal parroco. A settembre la decisione del giudice, intanto il sacerdote è stato sospeso. Un unico episodio che però avrebbe sconvolto il ragazzino, che ha raccontato poi tutto ai genitori. È accaduto un anno fa, nel luglio del 2016, quando un parroco della Bassa Padovana avrebbe molestato il quindicenne che frequentava la parrocchia. I genitori, scossi dal racconto, hanno così deciso di denunciare tutto ai carabinieri e da lì è partito l'iter giudiziario. Un iter che si è concluso, o meglio che è arrivato in tribunale, perché la conclusione è ancora lontana. Si è svolta infatti l'udienza preliminare a Padova con il parroco accusato di violenza sessuale. Il giudice ha deciso per il rinvio al 12 settembre, quando si parlerà di intercettazioni telefoniche che la difesa non vuole siano utilizzate, e poi al 28 settembre, quando il magistrato prenderà la sua decisione. Intanto il vescovo ha imposto al sacerdote un anno sabbatico in attesa che si concluda la vicenda giudiziaria. Il parroco respinge completamente l'accusa, affermando che i fatti sono stati completamente travisati. Inoltre i suoi legali sostengono che il minorenne è stato sentito senza che venissero rispettate tutte le regole per casi come questi, dalla presenza di esperti alla registrazione del colloquio. Poi, una volta concluso il processo, probabilmente la curia deciderà il da farsi e quale sede futura sarà prevista per il parroco. E ora il dramma all'ospedale di Belluno. Lunedì è morto un bimbo durante il parto e ora la procura indaga. Questa mattina sul corpicino è stata effettuata l'autopsia. Sono stati prelevati alcuni campioni di tessuto dal corpicino del bimbo morto durante il parto all'ospedale San Martino di Belluno. L'autopsia, eseguita questa mattina dal dottor Antonello Cirnelli, servirà a stabilire le cause del dramma che lunedì ha strappato la vita il neonato proprio nel momento che doveva essere di gioia immensa per i genitori. Ora è indagata per omicidio colposo l'equipe medica che lunedì mattina è stata impegnata nel delicato intervento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna, straniera ma che ha un compagno bellunese, si è presentata all'ospedale del reparto di ostetricia e ginecologia per un parto in sofferenza. Il team di medici pare dovesse dunque effettuare un taglio cesareo, ma qualcosa è andato storto. Il bimbo, sanissimo durante l'intera gravidanza, è nato morto. La procura, che ha indagato medici e ostetrici, ha acquisito tutta la documentazione della cartella clinica. L'esame autoptico dell'anatomopatologo Cirnelli ha portato anche al prelievo della placenta estratta al momento del taglio cesareo. Entro 90 giorni si riuscirà a stabilire la causa della morte e a capire se si potesse intervenire diversamente per garantire la sopravvivenza del bimbo. Il sindaco Sergio Giordani sapeva dei possibili pericoli, questo sostiene il centro sociale Pedro in merito a quanto è avvenuto nei giorni scorsi a Padova, e poi fa discutere la scelta del posto per questa conferenza stampa tenuta oggi appunto dai ragazzi del Pedro, una sala comunale. Allora, è autolesionismo politico, diciamo così, della maggioranza, un senso di tanta libertà oppure di apparentamento? Sentiamo. In comune perché questa è la casa comune dei padovani, in piazza c'era una
composizione profondamente radicata in città. Già questa conferenza stampa è una novità assoluta per Padova. Il centro sociale Pedro ha dato la sua versione dei fatti sugli scontri in piazza di lunedì sera nella sala gruppi del municipio, insieme ad altre associazioni che hanno organizzato la manifestazione e che confermano di aver anticipato al sindaco Giordani che in caso di corteo di manifestanti di destra loro avrebbero reagito con il pericolo di scontri. E voi gliel'avevate chiesto a Giordani? Prendere posizione gliel'avevate chiesto? Certo, Giordani sapeva benissimo quali fossero le indicazioni sulle quali il presidio andava a formarsi, che il presidio avrebbe potuto muoversi in qualunque istante, come poi realmente si è dato. Giordani era conscio del fatto che un suo pronunciamento o più suoi pronunciamenti avrebbero potuto influire pesantemente nello svolgersi delle cose. Ecco quindi la critica alla Giunta, come hanno sostenuto ieri l'ex sindaco Massimo Bitonci e l'opposizione. Fare il primo cittadino significa anche gestire momenti di tensione. D'accordo, sono i primi giorni di amministrazione per Sergio Giordani, ma i cittadini si attendono molto di più. Intanto l'ex sindaco Flavio Zanonato si scaglia contro i centri sociali, ricordando che solo il questore decide chi può o non può manifestare. Il Pedro comunque è soddisfatto perché, anche se può essere conflittuale, con questa amministrazione c'è dialogo. Con un'amministrazione comunale che ha in sé una novità nel riportare un clima politico complessivo normale e un inedito a Padova, con questa amministrazione comunale una dialettica comunque sussiste. Quanto ai caschi, agli scudi e ai fumogeni utilizzati, i manifestanti non hanno dubbi, erano solo strumenti per difendersi. Quello fa parte di quella coreografia di piazza, come i fumogeni che molto spesso vengono scritti sullo stampato come lacrimogeni, quelli li usa la polizia, non i manifestanti, non li sappiamo fabbricare. Quello fa parte della coreografia e fa parte dell'armamento difensivo per impedire ciò che poi è accaduto. 3 persone sono state arrestate in piazza. E sulla vicenda c'è una nota da parte della Giunta di Padova, pochi minuti fa, affermano che non deve stupire il fatto che una sala pubblica venga concessa dagli uffici preposti a chi ha ritenuto di chiederla nei termini previsti. Ciò detto, la Giunta ribadisce la ferma condanna a qualunque forma e espressione di violenza e di infrazione delle regole, fomentare polemiche pretestuose e, conclude la nota, distoglie l'attenzione dalle attività dell'amministrazione. Ora andiamo invece a Porto Marghera, area bonificata oggi il sopralluogo. Manca l'ultima fase, l'abbattimento della seconda torcia, poi l'area industriale di Vinyls a Porto Marghera sarà bonificata, un importante tassello del percorso di riconversione. È il risultato del piano attivato dal tavolo tecnico di protezione civile attivato nel 2013 con il coordinamento della Prefettura di Venezia per fronteggiare l'eventuale situazione di emergenza ambientale conseguente al pericolo di sversamento delle acque clorurate dell'impianto. Chiudiamo un capitolo importante di collaborazione tra pubblico, privato, istituzioni tutte, dalla Prefettura, la Regione e il Comune, impegnate nell'evitare un disastro ambientale durante la procedura che ha visto Vinyls in qualche modo essere destinata alla chiusura e al fallimento, ma tuttavia c'è anche una forte amarezza per non essere riusciti come sistema paese, come governo, come nazione a rilanciare questo stabilimento prima della sua morte. Da qui l'impegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con la Regione a ragionare ancora su Porto Marghera e aprire nuovi posti di lavoro. A novembre ripartirà la Pilkington, quindi un primo forte segnale di cambio di rotta da parte della pubblica amministrazione. Le aree ora messe in sicurezza grazie all'utilizzo di oltre 4 milioni dalle risorse del Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale del Ministero verranno riconsegnate al curatore fallimentare, un input che potrebbe portare a nuovi investimenti in queste aree, sempre però in ambito industriali, visti i potenziali. È evidente che le cose devono cambiare, stanno cambiando, la nuova amministrazione comunale insieme alla Regione stanno davvero lavorando fortemente perché Porto Marghera possa attrarre nuovi investimenti. Un primo esempio ve l'ho fatto, ce ne sono altri che stiamo contattando, l'idea è fare ancora di Porto Marghera il polo industriale italiano. Ci saranno altri tipi di trasformazione stile Las Vegas o ricettivo o alberghi. Porto Marghera è una grandissima piattaforma industriale, è una grandissima piattaforma portuale, quindi le destinazioni sono industriale, produttivo, manifatturiero, logistico e portuale. E però la crisi continua a mietere vittime. A Venezia si è tolto la vita un artigiano.
Non vedeva via d'uscita e al termine di un periodo di depressione provocato con tutta probabilità da problemi economici, un artigiano cinquantenne, Lucio Chiaranda, socio di una ditta edile di impiantistica di Castello, si è tolto la vita nel suo ufficio. L'allarme è scattato mercoledì sera quando un suo collega, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che una volta entrati l'hanno trovato impiccato. Durante la perquisizione è stata trovata una lettera indirizzata alla sorella che lavora in una farmacia di Marghera, con la quale l'uomo viveva in terraferma. Le spiegava i suoi problemi di natura economica, scusandosi per il gesto estremo che aveva compiuto. Dell'episodio è stato informato anche il magistrato di turno, che pur confermando il suicidio ha deciso di far eseguire un'autopsia per fare piena luce sulla vicenda. Chiaranda era noto in città anche per la sua attività all'interno della delegazione veneziana della Federazione Italiana Sommelier Ristoratori e Albergatori. In passato, come direttore, aveva anche tenuto dei corsi per far conoscere ai partecipanti le caratteristiche dei vini. Poteva essere una tragedia, ma è finita con la beffa di una multa. Schio tenta di togliersi la vita, si getta contro un'auto in corsa, il lunotto anteriore della macchina va in frantumi, lei si frattura la spalla e cade a terra con una grossa contusione al petto. Ma il tentativo di suicidio fortunatamente va a vuoto. Adesso le è arrivata la multa, 43 euro, perché quel giorno, nel provare a farla finita, quando si è buttata contro la vettura, non ha usato le strisce pedonali. Così non va. Sia chiaro, la polizia locale ha precisato che la sanzione è necessaria per tutelare l'automobilista coinvolto. Giusto, ma resta il senso del paradosso. Ci siamo. Allora, il nuovo metodo di contrasto al commercio abusivo nelle località balneari, la legge consente ora di cacciare i venditori. Vigili, carabinieri e guardia di finanza in azione a Caorle contro i venditori ambulanti sulle spiagge. Sfruttando le nuove possibilità legislative del decreto Minniti, a 5 bengalesi è stato imposto di lasciare la città per almeno 48 ore, applicando loro il cosiddetto DASPO urbano. Se dopo questo periodo saranno nuovamente sorpresi a esercitare il commercio abusivo, potranno essere allontanati per un periodo molto più lungo. Per individuarli, agenti e militari sono usciti in borghese per mescolarsi alla marea di turisti che in serata affollava il centro storico e il lungomare. Uno dopo l'altro sono stati fermati 5 ambulanti e sequestrati quasi 500 articoli di chincaglieria. Le nuove norme sulla sicurezza urbana, che qui hanno trovato una delle prime applicazioni contro l'abusivismo nelle località balneari, dovrebbero consentire maggiori poteri ai sindaci e alle polizie locali per salvaguardare le nostre città da degrado e comportamenti scorretti. Poi proteste e polemiche in piscina a Montegrotto per un bagno in burkini da parte di una donna islamica. Un bagno in piscina col burkini, il costume intero da donna che lascia scoperti solo mani, viso e piedi, ha scatenato la protesta di alcuni frequentatori di un centro sportivo di Montegrotto. Oggetto della polemica, 2 donne arrivate con una famiglia di origine nordafricana e di religione islamica che hanno utilizzato il costume provocando più di una protesta con la direzione della struttura. Anche gli uomini hanno fatto il bagno con gran parte del corpo coperto. Le proteste di alcuni clienti, che in alcuni casi hanno addirittura affermato che non torneranno più in quella struttura, non hanno comunque potuto sortire alcun effetto. Il bagno con un costume che copre quasi interamente il corpo non è vietato da alcun regolamento, hanno spiegato dalla direzione del centro, e i bagnanti si sono comportati secondo le regole. E poi guerra aperta tra Comune e Frati Cappuccini, causa del contendere una bolletta dei rifiuti. Vediamo dove. È scontro tra i frati Cappuccini del Margnan e il comune di Bassano sulla tariffa rifiuti. Dall'amministrazione sono arrivati 2 avvisi bonari di pagamento per i rifiuti relativi al 2016. In totale è stato consegnato il mancato pagamento di 5.180 euro, contro il quale i religiosi hanno presentato 2 distinti ricorsi. Pur ritenendoli entrambi inammissibili, il comune ha provveduto a riesaminare gli avvisi e a formulare la risposta negativa al reclamo. Ma i Cappuccini, che contestano l'errato conteggio delle metrature in base alle quali viene determinata la tassa sui rifiuti, certi di avere ragione, hanno presentato un ulteriore ricorso alla Commissione tributaria di Vicenza, che ora esaminerà il caso in un'udienza fissata per il 14 settembre prossimo. Ha commosso tutti la storia di Ciccio, il bastardino bianco. Dopo 8 anni il trevigiano è stato abbandonato dai suoi padroni che hanno avuto una bimba.
Eccolo oggi pomeriggio a passeggio nei campi di Sarano di Santa Lucia, vicino al rifugio Empa. Per la prima volta da quando Ciccio è stato abbandonato mangia e si dimostra più affettuoso con le volontarie. Lui aspetta una casa e la famiglia ideale, quindi speriamo di aiutarlo a breve. Tantissime le richieste di adozione da quando la sua storia dolorosa è stata svelata. Dopo 8 anni i padroni, cui è nata una bimba, hanno deciso di liberarsene. Senza, come dire, avere la certezza o meno che Ciccio fosse adatto a convivere con un neonato, no? Quindi questo non lo possiamo dire, magari si comportava bene. Più di 100 richieste nelle ultime ore per il cagnolino bianco, un bastardino molto intelligente e che ha sofferto in questi giorni. Tante telefonate anche oggi e per il weekend sono già decine gli appuntamenti fissati. Ora aspettiamo, arriveranno delle famiglie con i loro cagnetti al seguito per capire se può essere o meno il cane per qualche altra situazione, non lo so, io sono stata chiara. Ciccio non siamo ancora in grado di definire bene che comportamento ha. Ora vi ricordo che c'è 20:10 questa sera, tema sport con Gianfranco Bardelle, presidente del CONI Veneto, e la pluricampionessa Silvia Marangoni, campionessa 11 volte di pattinaggio artistico a rotelle. È tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto, grazie per averci seguito, buona serata. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. L'alta pressione Caronte infuoca l'Italia, sole splendente dunque anche sulle nostre regioni, saranno rare le precipitazioni, vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo e tanto sole, cieli completamente sereni o solo qualche nube innocua sulle Alpi più a nord. Temperature massime previste tra i 29 e i 36 gradi, valori minimi attesi tra i 20 e i 23 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Splendida giornata soleggiata e stabile su tutta la regione, cieli anche in questo caso che saranno completamente sereni ovunque. Temperature massime previste tra i 30 e i 33 gradi, valori minimi attesi intorno ai 21-23 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, locali temporali pomeridiani sui settori alpini di confine, sole e bel tempo altrove. Le temperature sono previste in leggero aumento con massime tra i 32 e i 34 gradi, valori minimi sui 22-23 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati e sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.